Calano le presenze alberghiere a Chiavari rispetto al 2018, spicca il minor numero di turisti stranieri e il bilancio della prima parte dell'estate, tante le prenotazioni all'ultimo minuto. Piano di controlli contro la distrazione alla guida, polizia stradale in campo da domani anche nel Tiguglio, in particolare lungo l'Aurelia, più posti di blocco e agenti in borghese contro l'uso del cellulare. Francesco all'Angelus ha commentato la parabola del buon samaritano, invitando ad essere capaci di compassione e non trascinati dall'egoismo. Forte appello del Papa per il Venezuela. Maria Maestra di Preghiera, è a lei che il Vescovo ha invitato a guardare come esempio nella festa di Nostra Signora del Carmine, celebrata al santuario di Nozzarego a Santa Margherita Ligure. La processione di Nostra Signora del Carmine a Lavagna ritrova l'antico percorso. La benedizione del mare sarà fatta in Piazza della Libertà, ordinanza del sindaco che vieta di servire ai tavoli durante il suo passaggio. Buongiorno ai telespettatori di Tiguglio. Oggi il turismo in apertura. Giunti a metà del mese di luglio abbiamo cercato di capire quali sono le tendenze per il nostro territorio, basandoci sulle indicazioni fornitici da 7 strutture alberghiere di Chiavari. Non solo per avere un'idea del numero di ospiti, ma anche per delinearne alcune caratteristiche e i criteri che guidano le loro scelte. Vediamo. Turisti in calo in questa prima parte dell'estate. A mancare sono soprattutto gli stranieri, specialmente da Francia ed Est Europa, che nel 2018 e nel 2017 erano stati numerosi, e i giovani, che sembrano scelgano Chiavari per le loro vacanze. È quanto emerge dalle indicazioni forniteci da 7 strutture ricettive chiavaresi che abbiamo contattato, sia hotel medio-grandi con più di 50 camere, sia alberghi più piccoli da 10-20 stanze. Analizzandole nel dettaglio, il minor numero di ospiti esteri coincide anche con un aumento in percentuale delle prenotazioni all'ultimo momento, quasi sempre da villeggianti del nord Italia che scelgono di trascorrere un weekend al mare. I turisti stranieri, per la maggior parte nord europei, restano comunque la maggioranza nei primi 2 mesi estivi, mentre gli italiani storicamente scelgono agosto per le vacanze. La durata media di pernottamenti è di circa 3 notti, scendendo nelle strutture più piccole alle 2, dato in linea con il calo di permanenza media che riguarda gli alberghi da molto tempo. Il picco di prenotazioni è concentrato nel fine settimana, in cui tutte le strutture sono al completo, mentre anche agli hotel più piccoli può accadere di restare con qualche camera libera durante i giorni feriali. La tipologia dominante tra gli ospiti sono le coppie mature, nella fascia d'età 40-60. Seguono le famiglie, specialmente con bambini piccoli, molto gli stanziati, i gruppi o le coppie under 35. La scelta dell'hotel avviene principalmente online, attraverso i portali specializzati. Digitando su Google Hotel Chiavari, i primi 2 risultati indicizzati rimandano alle piattaforme Booking e TripAdvisor. In minor numero, i clienti abituali fidelizzati che scelgono di anno in anno la stessa struttura. Tra le altre modalità di reclutamento che risultano efficaci per chi le applica, ci sono lo sfruttare il traino di un'attività collegata, come il ristorante dell'albergo, e il lavoro con i tour operator, che assicurano regolari presenze di gruppi vacanze. Il meteo adesso, l'ARPAL regionale ha confermato l'allerta di colore arancione su tutta la Liguria sino alle 15 di quest'oggi, scenderà poi a livello giallo fino alle 18 di questo pomeriggio. I fenomeni precipitativi più intensi nelle scorse ore si sono registrati in mare, tuttavia l'intensificarsi in mattinata del flusso in quota dai quadranti meridionali ha provocato precipitazioni moderate o localmente forti a cavallo tra il Savonese e la parte occidentale della provincia di Genova. Da segnalare i 41,4 mm in un'ora ad Albenga, Molino Branca. Nelle prossime ore la saccatura responsabile di questa fase di tempo instabile è destinata a spostarsi verso sud-sud-est con il minimo di pressione diretto verso la Corsica. Saranno possibili ancora precipitazioni localmente forti, specie sul centro-ponente, mentre è atteso un ulteriore rinforzo dei venti settentrionali. Dal pomeriggio graduale miglioramento a iniziare da Levante e il maltempo ha provocato anche un sensibile abbassamento delle temperature con valori anche di 10 gradi inferiori rispetto a quelle registrate in questi giorni. Spicca questa mattina il 5,8, il dato 5,8 gradi centigradi sulla vetta del Monte Bue, fatto registrare alle 8 di questa mattina.
Un milanese di 34 anni e un genovese di 67 sono stati denunciati dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza. I due sono stati fermati a Santa Margherita Ligure dai carabinieri. Il tasso era pari a 1,56 e 0,89 nei due casi. Ritirate le patenti, il fatto è emerso durante un servizio di contrasto al fenomeno delle cosiddette stragi del sabato sera. Ma le principali cause di incidente non c'è solo l'alcol. Da domani prende il via il servizio di prevenzione della Polizia Stradale contro l'uso dei cellulari alla guida. È coinvolto anche il nostro territorio. Sentiamo. 5 giorni di controlli sulla grande viabilità di Genova e provincia contro la distrazione alla guida. La polizia stradale si attiva contro l'uso di smartphone e altri dispositivi elettronici mentre si è al volante. Fonti Istat, d'altra parte, riportano come negli ultimi anni la distrazione sia la principale causa di incidenti stradali. Di alcuni ne abbiamo sentito parlare anche in queste settimane. Inviare un SMS, parlare al telefono o fare una diretta social può costare la vita. Accade nel 40,8% dei casi, dice l'Istat, insieme alla velocità elevata e al mancato rispetto delle precedenze. Ora la stradale promuove la prevenzione. Lo farà da domani sino al 20 luglio e coinvolgerà anche il Tigullio. In questi 5 giorni, spiega Gino Fabbri del distaccamento di Chiavari, saremo in strada con tutti i nostri agenti, ossia 16 persone. La via maggiormente monitorata sarà l'Aurelia e in caso di emergenza anche l'autostrada. Saranno predisposti maggiori posti di blocco e controlli in borghese, dice ancora Fabbri. In questo secondo caso gli agenti si muoveranno a bordo di uno scooter. Qualora un automobilista venisse scoperto alla guida mentre parla con il cellulare in mano o senza cintura di sicurezza, allora gli agenti estrarranno la paletta per far fermare il mezzo. A quel punto si avvicinerà la pattuglia in auto con gli uomini in divisa e i colori d'istituto. Gli articoli del codice della strada che dovranno essere rispettati sono il 169, che prevede che il conducente debba avere libertà di movimento alla guida, il 173, che vieta l'utilizzo di apparecchi radiotelefonici, a meno che non si usi il vivavoce o l'auricolare, ma con un solo diffusore, e il 172, che obbliga l'utilizzo delle cinture di sicurezza. Nel primo caso la multa, è bene ricordarlo, sarà di 165 euro con la detrazione di 5 punti sulla patente, nel secondo di 87 euro e un punto tolto, nel terzo multa di 83 euro e 5 punti decurtati, naturalmente a seconda dei casi. E questa mattina intorno alle 9:15 un furgone Fiat Doblò con targa straniera è finito fuori dalla careggiata lungo l'autostrada A12 nel tratto compreso tra Lavagna e Sestri Levante in direzione Spezia. A bordo viaggiavano 2 persone, padre e figlio di origine spagnola. Nei pressi della Galleria Santa Giulia il mezzo ha sbandato e è andato contro la rete di protezione a margine della strada, finendo poi in un dirupo. Il furgone ha compiuto un volo di circa 4 metri, arrestando la sua corsa contro un albero. I 2 occupanti hanno lasciato il veicolo in maniera autonoma. Sul posto comunque è sopraggiunta l'automedica del 118, la Croce Rossa di Cogorno e quella di Riva Trigoso, la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco di Chiavari. I 2 feriti sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale di Lavagna. Il soccorso alpino speleologico Emilia-Romagna e Liguria è invece intervenuto ieri pomeriggio a Santo Stefano d'Aveto per soccorrere 2 escursionisti, un uomo e una donna, incordata sulla palestra di arrampicata Rocca del Prete. In azione 5 squadre provenienti dalle stazioni di Parma, Piacenza e Tigullio Val d'Aveto. Mentre stava effettuando l'arrampicata, la donna è scivolata cadendo per quasi 8 metri, procurandosi un grave trauma facciale e cranico e una sospetta frattura alla caviglia. Subito è scattato l'allarme, i soccorritori sono stati portati sulla cima del Maggiorasca in elicottero con l'elicottero dei Vigili del Fuoco. Le squadre hanno dato assistenza al compagno di cordata e messo in sicurezza la donna, che è stata recuperata in parete dopo essere stata stabilizzata dagli uomini del soccorso alpino e dai SAF con l'utilizzo di paranco per poterla poi issare sulla cima. Una volta in sicurezza è stata trasferita in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova. E intervento dei Vigili del Fuoco di Genova ieri pomeriggio sulla spiaggia fra Priaruggia e il monumento a Genova Quarto per soccorrere un giovane che si era infortunato ad un ginocchio. Via mare sono arrivati i sommozzatori con gommone e la motonave della Gadda. Via terra la prima partenza e il carro SAF. Una volta immobilizzato sulla barella, il ferito è stato trasportato fino all'ambulanza che lo ha condotto in ospedale. Procedono i lavori al terminal traghetti di Rapallo, le chiatte proseguono con il dragaggio del fondale mentre il Consorzio Servizio Marittimo del Tigullio ha iniziato il ripristino del molo sistemando la struttura e la pavimentazione. Secondo il presidente Sergio Michelini ci vorrà almeno una settimana prima di poter riaprire con i battelli dal pontile di Lorenzi. È una corsa contro il tempo per salvare la stagione, tuttavia si va avanti con cautela. In questi giorni infatti si fa attenzione a non movimentare troppa sabbia per non
non sporcare l'acqua del Golfo. Si sono insediate questa mattina a Rapallo 3 commissioni consigliari del Comune. Per la prima, relativa agli affari istituzionali, è stato eletto presidente il consigliere Giorgio Tasso. La seconda, appannaggio della minoranza, relativa agli affari organizzativi, ha come presidente la consigliera 5 Stelle Isabella De Benedetti. Alla guida della terza commissione, riguardante la programmazione poliennale, è stato eletto presidente Eugenio Brasei. Voltiamo pagina, il Papa adesso. Francesco ieri mattina all'Angelus ha lanciato un forte appello per il Venezuela. Il paese latinoamericano è attraversato da una grave crisi politica, sociale ed economica e sempre al centro di turbolente manifestazioni. Il Santo Padre ha sottolineato l'importanza di arrivare ad un accordo per il bene della gente. In precedenza Francesco aveva commentato il racconto evangelico della parabola del buon samaritano. Sentiamo la sintesi nel servizio di Radio Vaticana. La misericordia nei confronti di una vita umana in stato di necessità è il vero volto dell'amore. La capacità di compassione è la pietra di paragone del cristiano, anzi dell'insegnamento di Gesù. Così Papa Francesco, prima di guidare la recita dell'Angelus, commentando la parabola del buon samaritano, il pontefice precisa che il Signore è misericordioso perché ha compassione, è capace cioè di avvicinarsi al nostro dolore, al nostro peccato, ai nostri vizi, alle nostre miserie. Essere capaci di avere compassione, questa è la chiave, questa è la nostra chiave. Se tu davanti a una persona bisognosa non senti compassione, se il tuo cuore non si commuove, vuol dire che qualcosa che non va. Stai attento, stiamo attenti. Non ci lasciamo trascinare dalla insensibilità egoistica. Nel Vangelo Gesù è interrogato da un dottore della Chiesa su cosa è necessario per ereditare la vita eterna e il Figlio di Dio lo invita a trovare la risposta nelle Scritture. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso. C'erano tuttavia diverse interpretazioni su chi si dovesse intendere come prossimo. Di qui la parabola del buon samaritano che si prende cura di un uomo derubato e percosso dai briganti. Sappiamo che i giudei trattavano con disprezzo i samaritani, considerandoli estranei al popolo eletto. Non è dunque un caso che Gesù scelga proprio un samaritano come personaggio positivo della parabola. In questo modo vuole superare il pregiudizio, mostrando che anche uno straniero, anche uno che non conosce il vero Dio e non frequenta il suo tempio, è capace di comportarsi secondo la sua volontà, provando compassione per il fratello bisognoso e soccorrendolo con tutti i mezzi a sua disposizione. E vediamo adesso in diocesi. Maria ci insegna il valore della preghiera. Lo ha ribadito Monsignor Tanasini, che domenica ha presieduto la messa solenne al santuario di Nozzarego per la festa di Nostra Signora del Carmelo, una realtà che sorge nell'antica strada di collegamento tra Santa Margherita Ligure e Portofino e che a seguito delle difficoltà provocate dalla mareggiata di fine ottobre ha riscoperto il suo legame con il territorio. Sentiamo. Maria prega nel silenzio della sua casa. Ella è maestra di preghiera, vogliamo onorarla, impariamo di nuovo a pregare. Maria, maestra di preghiera. È lei che Monsignor Tanasini, nel santuario di Nostra Signora del Carmine di Nozzarego a Santa Margherita Ligure, ha invitato a guardare come esempio. In un tempo in cui diventa più difficile aprire il cuore alla preghiera, ha detto il Vescovo, questa deve ritornare ad essere lo strumento per riscoprire la propria interiorità. L'invito alla preghiera diventa invito a ritrovare noi stessi, nel profondo del nostro essere, a ritrovare quel dialogo che diventa personale, che diventa comunitario, che sa abbracciare la vita. In precedenza Monsignor Tanasini nella sua omelia ha approfondito gli spunti della parabola del buon samaritano. L'amore parte dalla volontà del bene e nel prossimo Gesù non indica qualcuno che rientra in determinate categorie sociali o identitarie, ma ogni uomo, ha spiegato il Vescovo, deve farsi prossimo nei confronti di chi è nel bisogno. Anche noi siamo così facili a dare l'impronta di prossimo a chi ci piace, a chi ci viene bene. Invece Gesù parla diversamente.
Una comunità, quella di Nozargo, che proprio nelle difficoltà che la mareggiata di fine ottobre ha inflitto a tutto il Tigullio occidentale ha ritrovato il suo legame antico con il territorio. Da qui partono infatti diversi sentieri che attraversano il monte di Portofino. Di qui si passava quando ancora non esisteva la strada sul mare, situazione rivenutasi a creare con il crollo della provinciale 227. Aspetti che abbiamo riscoperto con anche il crollo della strada per Portofino e questo è stato uno anche, tra virgolette, delle opportunità che sono nate da questo disastro che abbiamo superato. Era l'unica via a parte i traghetti, ma quando c'era tempo brutto passavamo tutti di qua, eravamo di qui e passavamo le Gave, giù Paraggi e poi Portofino. Insomma è stata una cosa molto dura. Si festeggia Nostra Signora del Carmelo anche a Lavagna e il Comune, in vista della festa patronale, ha deciso di ripristinare il percorso originario seguito dalla processione. La sera di domani 16 luglio, il momento centrale, la benedizione del mare, quest'anno si svolgerà nuovamente sulla via Aurelia, in Piazza della Libertà. La processione con l'immagine di Nostra Signora del Carmine portata a spalle percorrerà di nuovo tutta via Nuova Italia per raggiungere Piazza della Libertà. Proprio qui all'imbocco della piazza sulla via Aurelia, nel punto più vicino al mare, i casceggianti, ovvero coloro che portano l'arca, la metteranno sulle braccia e per 3 volte la faranno saltare, omaggio e benedizione di un popolo di marinai a tutti i naviganti. Lavagna ritrova così una tradizione antica che era stata modificata dai primi anni 2000. 1, 2, 3, via! È una tradizione che è sempre esistita e io mi auguro di non perderla. Quando si mette in posizione io do un avviso in Tebrasse di mettere l'arca nelle braccia, poi al segnale di 1, 2, 3 via di fare un saluto, cioè 3 volte su e giù, per salutare il mare, che sarebbero auguri ai marinai. Ecco. Con un'ordinanza il sindaco di Lavagna, Gianalberto Mangianti, ha disposto che nel momento del passaggio della processione e del rito della benedizione del mare con la cassa processionale si interrompano le operazioni di somministrazione di alimenti e bevande alla clientela da parte degli esercizi pubblici che si affacciano sulla piazza. Pochi minuti per un gesto di rispetto nei confronti di questa radicata tradizione religiosa, così tanto sentita da tutta la comunità lavagnese, ha detto il sindaco. Ho avuto un incontro con gli esercenti, ho trovato massima collaborazione, mi sembra un atto assolutamente doveroso, non solo nei rispetti dell'arca processionale, della processione e di tutti coloro che sono coinvolti nella processione, ma soprattutto nei confronti della tradizione, della cultura lavagnese che vuole e deve ritornare ai suoi fasti antichi. Le feste in onore di Nostra Signora del Carmine a Lavagna hanno preso via questa mattina con offerta dei fiori e la benedizione dei bambini. Domani le messe alle 7.30, alle 9 e alle 18.30 e quella solenne alle 10.30. In serata la processione partirà alle 21, mercoledì infine alle 16 la messa per gli anziani e gli ammalati. Prendersi cura del nostro mare e delle nostre spiagge è l'obiettivo primario della giornata dei fondali puliti che si è svolta a Sestri Levante alla 47esima edizione. Apneisti del club Sub di Sestri Levante, sommozzatori della Lega Navale Italiana e tanti ragazzi si sono riuniti la mattina di domenica nella Baia del Silenzio. Presenti anche i pescatori della Portobello che hanno messo a disposizione le loro imbarcazioni per fornire assistenza agli operatori in acqua. Gli sforzi hanno consentito il recupero di alcuni resti di imbarcazioni affondate lo scorso ottobre, plastica, copertoni e pezzi di legno, in numero tale da richiedere un doppio intervento del mezzo della Dox Lanterna, la società che si occupa della gestione dei rifiuti. Da oggi sino al 31 di agosto è possibile presentare la domanda di iscrizione al servizio di mensa scolastica per il comune di Lavagna. La richiesta potrà essere presentata online per tutti gli alunni della scuola dell'infanzia e per gli studenti che si iscrivono per la prima volta alla scuola primaria. La richiesta di utilizzo del servizio di trasporto scolastico invece dovrà avvenire in forma scritta entro il 10 agosto. Linea adesso alla rassegna stampa per vedere i titoli dei giornali in edicola quest'oggi. Ci rivediamo dopo per altri aggiornamenti.
Il secolo XIX titola Russia, Salvini sfida Conte, mi ha colpito alle spalle, Di Maio se il Parlamento chiama dovrà chiarire, il Premier fiducia nel vice ma serve trasparenza, il PD chiede a Fico e Casellati di portare il caso in aula. Marcello Sorgi, il suo commento, i silenzi del capitano diventato vulnerabile. E poi il retroscena svelato da Gianluca Paolucci, la rete moscovita e il crocevia degli affari con le imprese italiane. Gentiloni, le mosse del vice premier offendono l'Italia. E poi c'è il grave fatto di cronaca accaduto a Savona. In fuga dopo aver ucciso l'ex moglie, un folle piano preparato per un anno, Savona caccia all'estero l'uomo che ha fatto fuoco tra i turisti. Questo è un titolo sorpassato dove sappiamo che nella notte appunto l'ex marito di Deborah Bellasio si è costituito al carcere di Sanremo, Valle Armea. L'analisi di Sara Rattaro, scrittrice, noi quella vita dovevamo proteggerla. Stragi del sabato sera, torna l'incubo, 12 morti, uno anche in Liguria, e poi in bus da Rapallo alle spiagge di Santa tra Cambi e Resse. Andiamo a vedere sul Levante, da Rapallo alle spiagge di Santa con il bus, Cambi e Resse è un conto che si fa salato, la linea diretta non c'è più, la corrierina del mare gratuita è quasi sempre stracolma e la tratta per Portofino è cara. Rispondono dall'ATP, il collegamento è stato tolto per gli eccessivi ritardi. Cambiamo pagina, sempre dal secolo XIX, ma andiamo a Chiavari, 3 lotti per rifare il Palazzetto dello Sport. L'edificio di San Pier di Canne verrà messo in sicurezza e adeguato alle nuove norme con un investimento da 1.800.000 euro. Parla il sindaco di Capua, opere antisismiche per trasformarlo in centro di protezione civile. Una notizia di servizio, proseguono gli interventi nel cantiere di via Piacenza a Chiavari con incrocio con via Entella. A causa di questi lavori per lo spostamento di una tubazione verrà sospesa l'erogazione dell'acqua quest'oggi dalle 13.30 sino alle 13.30 in diverse vie civici interessati, in Salita Ceive, in via Entella, in via Piacenza, via Canale, via Privata Comignano e in via Pio X, come dicevamo diversi i civici interessati da questa interruzione. Adesso andiamo in redazione per vedere se ci sono aggiornamenti con Giacomo Rizzi. Grazie Andrea, un aggiornamento di cronaca dalla redazione. 2 arresti e 6 denunce sono il bilancio dell'attività di controllo messa in campo nel fine settimana dai carabinieri di Chiavari. Le persone arrestate sono 2 giovani di 24 anni, ragazzo e ragazza abitanti a Carasco, che hanno rubato all'interno del centro commerciale Ileudi, merce per un valore complessivo di 250 euro. L'accusa nei loro confronti è di furto aggravato in concorso. Tra i 6 denunciati, 2 trentenni sono stati fermati alla guida, sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e alcoliche, un 47enne di Torriglia per violenza privata e un 66enne genovese per lesioni personali. Infine, 2 donne, abitanti a Genova, di 62 e 48 anni, sono state denunciate per molestie e disturbo alle persone. Dalla redazione è tutto. Bene, grazie. Adesso una notizia di sport, di calcio. La Lavagnese ha formalizzato l'iscrizione al prossimo campionato nazionale dilettanti. L'attenzione della società è ora riservata al mercato e alle operazioni di allestimento dell'organico. L'obiettivo è comporre una rosa adeguata, puntando su figure di indubbia caratura morale e tecnica, insieme ad un buon numero di giovani all'altezza della categoria. Un appuntamento infine, l'Associazione Culturale Il Sestante organizza per domani sera un presidio per l'osservazione dell'eclissi di luna vicina a Saturno e Giove. Dalle 21 all'1 di notte al Parco Mandela di Sestri Levante saranno a disposizione telescopi per ammirare il fenomeno. L'ingresso per partecipare è libero. È tutto per questa edizione di Tigulli Oggi, l'informazione torna questa sera alle 19:15, continua sul nostro sito teleradiopace.com e sul canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di giornata.